La prende alle spalle, la tiene per il collo, la minaccia con un taglierino. È uno degli assalti messi a segno da due rapinatori pregiudicati e violenti. La vittima è un'anziana ultraottantenne. Si tratta di due malviventi albanesi quarantenni senza scrupoli. Uno è stato catturato a Caorle in una casa isolata, il complice invece è tuttora ricercato dai carabinieri. Il blitz dei militari dell'arma è scattato i primi giorni di giugno. Dentro l'abitazione sono stati trovati anche 13,5 kg di hashish, 3 i colpi. Il 20 marzo 2024, presso la filiale della BPM di Vittorio Veneto, i due hanno agito travisati con parrucche e passamontagna, ma l'istituto bancario aveva il temporizzatore per l'erogazione del denaro, quindi sono fuggiti a mani vuote. Il 25 marzo, altro tentativo al Crédit Agricole di Meduna di Levenza. Anche in questo caso hanno agito travisati, hanno puntato un coltello alla gola di un cliente 82enne del posto, ma si sono trovati di fronte allo stesso problema dell'altra banca. Ed infine il colpo riuscito alla filiale di Ortisei della Cassa di Risparmio di Bolzano. Qui i due sono entrati, uno armato di un fucile, accertato poi trattarsi di una carabina ad aria compressa, rubata la notte prima da un'abitazione di San Stino di Livenza. Hanno minacciato clienti e dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi in cassa, circa 2000 euro. Stesso modus operandi in tutte e tre le rapine. Adoperavano un'autovettura pulita, se così appunto si può dire, in uso ai due soggetti e di proprietà di un connazionale per avvicinarsi negli immediati pressi dell'istituto di credito, per poi effettivamente raggiungerlo con un'altra autovettura che è sempre stata rubata per l'occasione ed è sempre stata distinta per tutti e tre i fatti, per poi commettere la rapina in sé. Uno entrava in banca, l'altro rimaneva fuori per controllare, poi la fuga con l'auto pulita. Prima dei colpi i due hanno fatto irruzioni in varie abitazioni fra le province di Treviso, Pordenone e Venezia per rubare le macchine da utilizzare nelle rapine. È caccia al secondo pregiudicato che potrebbe però essere già uscito dal territorio italiano. Questi sono soggetti entrambi abituati e capaci di spaziarsi in tutto il territorio nazionale, non solo il Triveneto, e anche ovviamente all'estero e penisola balcanica essenzialmente.